3, 2, 1, le Siusi e Patrizio News e il TG del turismo. Ti vedo un po'... No, è che sono un po' stanca perché ho messo insieme tutti i filmati che stanno sul nostro Per Caso TV. certo. C'è anche lo stemma qui, come si chiama? Il logo. Il logo, ecco. Stemma, Sì, lo stemma, perché siamo una cosa importante. Siamo nobili. Non c'è mai stato finora e adesso tutto il nostro materiale è su Per Caso TV su YouTube. Non sbagliate, c'è Non anche solo sotto YouTube. il link, vai. Sì. Copiatevi il link. Vabbè, ma E per esempio ci ho messo anche, perché è importante, ci ho messo anche dei filmati che inediti. Per esempio il Guatemala, il viaggio nella terra dei Maya, mio, Siusi Bledi. E Siusi Bledi lo trovate anche su Prime Video. Sì, ma anche se avete una smart TV, vabbè, cercateci, ci trovate. E poi c'è anche dell'altra roba che ho messo ultimamente. Sì, certo, c'è un'altra rubrica che abbiamo chiamato pomposamente Italia Slow Tour Ambassador. Sono dei complici, sono delle persone che hanno sposato un po' la nostra filosofia, esatto. slow, e raccontano per esempio storie di accoglienza, cioè in Umbria io mi ricordo il ristorante Maramao, che è una cooperativa sociale, ecco, cose di questo tipo. Va bene, insomma, andate su Per Caso TV su YouTube e poi su tutti gli altri, ecco. Va bene. Andiamo avanti. Allora, vi ricordate chi sono le Cesarine? Ma dai, le certo Cesarine sono delle cuoche casalinghe. Certo, è partito tutto da Bologna, no? Tutto è partito da Bologna. Perché le Cesarine sono proprio bolognesi. Legeria Di Nallo, che è una docente di sociologia all'università, ha inventato questa cosa che poi adesso è diventata nazionale in tutta Italia. Ma dai! In pratica le Cesarine sono delle donne casalinghe che ospitano turisti e non solo in casa. E gli fanno le ricette tradizionali e così via, quindi è un rapporto molto particolare, molto bello. E allora segnaliamo questo, che nelle Marche la Cesarina Silvana di Pesaro vi invita a partecipare alla raccolta manuale delle olive, poi seguita ovviamente dalla degustazione dell'olio. In Umbria ad Assisi la Cesarina Eleonora ci invita alla caccia al tartufo con degustazione. Robetta da poco è un cane un cane da a Zocca. A Zocca, lasciamelo dire a me che sono di lì, a Zocca, sugli Appennini modenesi, la Cesarina Barbara e Andrea insegnano a preparare i piatti tipici di montagna, le tigelle e la farina di castagne, quindi cose veramente tipiche di lì. E infine a Palermo il Cesarino, Marcello guida gli ospiti nella raccolta degli ingredienti freschi direttamente dal suo giardino, che lui poi trasforma nella cucina tradizionale siciliana. Bello, cioè si mangia. Allora, torna l'Interrail. Cos'è? È tornato ed è ufficiale. L'Unione Europea, che ne combina una peggio del diavolo, ha annunciato l'iniziativa di Discover EU riservata ai diciottenni. Questa è una cosa buona, almeno una, no? E quindi ci sono questi diciottenni che possono andare in giro per l'Europa, in tanti paesi europei, perché appunto come per Schengen dovrebbero essere tutti aperti, no? Le frontiere, e quindi è un gran tour, è importante perché chi verrà selezionato viaggerà gratis in treno in seconda classe e riceverà anche una carta di sconto per gli alloggi, eventi culturali, sportivi, trasporti locali e prezzi agevolati. Andate sul sito Discover EU. Però subito, perché sta per scadere, è una cosa velocissima. Diciottenni, datevi da fare. Allora, una notizia qui. Mantova, bella città, un'iniziativa di qua, un'iniziativa di là. Era diversa e nel la palazzo cosa, principale un'idea sensazionale. Lo sapete com'era? Mantova. Era diversa, era Mantova, bella città, merda di qua, merda di là, ma perché volevo sottolineare l'aspetto agricolo. Comunque Mantova è piena di iniziative. Per esempio c'è la mostra
Diana Scultori, intagliatrice rara, che è dedicata alla prima donna incisore del Cinquecento. Dai, bello! Martedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la storica dell'arte Silvia Merigo vi conduce in una visita guidata. Vabbè, dai, lo so. Poi il 21 novembre la Casa del Sole. La Casa del Sole a Mantova è importantissima. Una onlus che è nata 60 anni fa per curare i bambini disadattati e indifesi. Organizza addirittura un concerto rock con Edoardo Bennato. Dai, che bello! Allora, dai, Mantova, bella città. Sì. Allora, però, se volete andare un po' più in là all'estero, vi ricordate appunto di Dracula non muore mai, questo viaggio bellissimo che ho fatto in Romania. Allora, la Romania rimane un luogo molto interessante da andare a vedere, soprattutto cercando le tracce di Vlad Tepes l'Impalatore, cioè Dracula, ma non solo, naturalmente, c'è tanta roba da vedere. Ebbene, con Go World, un'agenzia di viaggio, hanno organizzato loro, io do l'ispirazione. Hai tracciato il solco. Esatto, il viaggio ideale in Romania. E quindi ci sarà un viaggio dal 28 maggio al 4 giugno. Se volete iscrivervi, scrivete a Go World e vedrete appunto tutto quello che si progetta, perché è un viaggio veramente all'insegna del mio libro e del mio filmato, e poi avrete anche il libro in omaggio e poi avrete anche tutta una serie di suggerimenti che vi darò io direttamente. Va bene, adesso torno un attimo qui in Italia, a Imola. Ecco, vai. Fino a dopodomani a Imola, a Bologna, c'è il Baccanale 2025, la storica rassegna dedicata alla cultura gastronomica. Sì. E il tema di quest'anno è un mondo di spezie, un viaggio fra le spezie. C'è la ricostruzione storica della spezia di Diotaiuti, è un percorso sensoriale con 250 tipi di aroma da tutto il mondo. Ma che profumi! Imola, bella città, spezie di qua, spezie di là. E nella piazza principale un enorme baccanale. Imola la conosco perché mi hanno anche consegnato il Garganello d'oro. Ah sì? Perché il cibo è sempre la mia roba da mangiare, naturalmente. E a proposito di cibo, quando ultimamente siamo andati in Lazio, io mi sono occupato del cibo e qui ho... E hai mangiato? Sì. Ma che novità! E c'è un filmato proprio sulla cucina tipica dell'Alto Lazio. Dai, era buono? Sì, molto. Filo d'olio sopra l'acqua cotta. Ma certo, volentieri. Perfetto. Qui la tradizione dell'olio extravergine d'oliva parte dagli Etruschi, che già nel VI secolo a.C. commerciavano con Greci e Fenici, e arriva fino alle attuali due DOP, Tuscia e Canino. Ci hanno portato i nostri ragazzi. No. Questo è un territorio di cacciatori anche. Sì, certo. Cacciagione. Salsicce di cinghiale. Non ci posso credere. Eccolo. Che meraviglia. Cerco di contenere il mio entusiasmo carnivoro e chiedo scusa innanzitutto a Ivan, il mio regista, che mi sta riprendendo, vegetariano e animalista. Ma se vogliamo parlare di territorio e di tradizioni, la parentesi caccia in Maremma è doverosa. Bella sta salsiccetta. Vero? Ti piace? Chi l'avrà battuto? Chi sarà stato questo... Dai, sei tu l'assassino. I cinghiali in qualche modo vanno gestiti. Fanno danni a profusione, specialmente all'agricoltura. Prima c'era il cinghiale che qui da noi era il classico, il vero cinghiale maremmano, che quando partoriva ne faceva 2, massimo 3. Quello intanto era sparito, è stata fatta la reintroduzione, praticamente sono stati messi tutti i cinghiali dell'est che partoriscono 2 volte all'anno, ne fanno 10, 11, 9, dipende dalle stagioni. Maestro, però pranzare a secco... Vabbè, maestro sono parole grosse, però sì, il vino non poteva mancare, il vino. Del vino ce ne parla Martina. Martina è coltivatrice diretta, insomma, sai. Poi ti intendi di vino perché hai fatto corso di sommelier, ma in più ti occupi di turismo. E il vino le dice tutte, nel senso, cominciamo dal territorio. Allora, sicuramente il nostro territorio è un territorio che offre molto in quanto produzione vitivinicola, perché è un territorio molto variegato,
Si tratta di un territorio in alcuni tratti argilloso, in altri minerali, e quindi in base a questo cambia anche la tipologia di impianto di vigneto e quindi la produzione. La produzione locale di vino si è molto evoluta nel tempo, fino a produrre in zona 2 DOP, Cerveteri e Tarquinia, con una varietà di rossi e di bianchi. In questo momento ci sono molte aziende che stanno producendo, devo dire, con anche buoni risultati. Qualche anno fa si produceva vino e si conferiva nelle cantine sociali, mentre oggi, grazie appunto a questo binomio enogastronomia e turismo, ci stiamo tutti inoltrando verso l'enoturismo. Quindi produciamo in cantina e ospitiamo chi viene a degustare nelle nostre cantine. E in tutto questo è essenziale l'università agraria, che tramite bandi pubblici concede in affitto a prezzi calmierati i terreni su cui si possono sviluppare queste iniziative agrituristiche. In questo siete molto etruschi, nel senso che così come gli etruschi ebbero le prime intuizioni, hanno scoperto le potenzialità di questa terra, prima dei romani, prima di tutti, e voi a livello di questo ciclo produttivo avete trovato la quadra. E devo dire che dentro, in questo ciclo produttivo positivo, ci siamo anche noi, cioè i turisti, perché qua si gode. Ciao, dobbiamo chiudere, dobbiamo salutarvi, però prima vi rinfreschiamo la memoria. Sì. Allora, a parte per Caso TV, non dimenticate, Sì, perché ma sul nostro sito Italia Slow Tour trovate sconti, convenzioni, varie possibilità e soprattutto per chi accede dai portali di Italia Slow Tour o Turisti per Caso, Columbus, l'assicurazione di viaggio viene via col 10% di sconto, copertura medica, rimborso per cancellazione, formule speciali per pensionati. È importante, eccetera, eccetera. è importante. Va bene, ciao, Per alla chi prossima. viaggia anche in Romania. Ah, perché? Sì.